Maurizio Buoniconti, 45 anni, ed Enrico Pace, 29 anni, napoletani. Da oggi due uomini che hanno rapinato e ucciso Michaela Stoicescu, 50 anni, mentre prelevava dei soldi ad un postamat in centro a Noventa Vicentina, non sono più dei fantasmi. I due dovranno rispondere di omicidio, rapina aggravata e riciclaggio. Se Buoniconti alla guida e l'investitore materiale, non da meno risulta il ruolo di Pace. Agli atti vi sono degli elementi per cui poter dire che aveva previsto l'ipotesi che appunto vi potesse essere un esito mortale per la vittima della rapina. Ecco in questi termini il concorso anomalo di questo altro soggetto. 3 mesi di indagini fitte da quel tragico pomeriggio del 13 marzo, quelle svolte dai carabinieri del nucleo operativo, setacciate ore di immagini di telecamere di videosorveglianza e tracce telefoniche. Oltre 5 milioni di tracce telefoniche per capire a chi potesse, per risalire poi alle persone che effettivamente avevano perpetrato la rapina e l'omicidio. E poi quell'auto della fuga, la Panda con targa clonata, partita da Napoli per poi farvi ritorno via autostrada, ma senza fermarsi a pagare. Fatale per i due ritrovamenti di un'impronta digitale, anche se parziale, sullo scontrino autostradale, anche questi passati al setaccio uno ad uno. Tutti elementi che hanno portato i militari di Vicenza a Napoli, dove hanno effettuato il blitz che ha consentito l'arresto di Buoniconti, mentre Pace è riuscito a sfuggire per il momento alle manette. Indagato anche un terzo uomo, un 37enne residente a Mantova ma originario di Napoli, accusato di aver fornito ai due supporto logistico. Rapinatori trasfertisti del crimine che avevano probabilmente pedinato la propria vittima, la sua Mercedes, sapendone le abitudini, quella di prelevare per conto della ditta per cui lavorava del denaro contante per poi acquistare dei pallet. Quel tragico mercoledì zia e nipote erano in auto e il postamat di Noventa Vicentina era l'ennesima tappa quando tutto è finito in tragedia, il vano tentativo di fermare i rapinatori che non hanno esitato ad uccidere. Odioso dal punto di vista umano l'indifferenza verso il bene, vita, salute della vittima della rapina, che ha portato quindi all'omicidio volontario.